I persone nel sovés omeni e funne je bu, je catif, i nas bu e diventa catif, je catif e diventa bu, nia un l'uter, ma l'è il muntunat siu che tenta al bene o al mal, che definisce una persona le buona o cattia, o invece l'el daga tra all'anzolesso la spalla destra piuttosto che il diavolisso che la mansina, che la fa la differenza tra il paradiso e il carcere di San Vitur. Come puoi immaginare, queste le domande che sempre stace e che forse sempre sarà, ma che fa tanto discutere all'epoca di esplorazione. Questo perché tutto il dibattito sul vero verso dell'anima di persone, che l'era stai faccio prima di questa epoca, al sera affermasse l'evidenza che tat viviamo in una società dove l'educazione e l'influenza di altre persone e in una qual maniera la guerra influenza che era la natura primitiva dell'animo della persona, nel senso che nessuno che la sta in una società in qual maniera al pelves mi è influenzato del bene o del mal da questa. Durante l'epoca di esplorazione però gli europei li era inizia a scoprire popolazioni che per i standard di quella che era la sua epoca era mia considerate civilizzate e per questo si podia considerare selvatiche e quindi dato che nessuno era potuto influenzare si podia capire da loro se persone in generale era buone o no. Questo pensiero che per la nostra epoca la mia dove ingenua fa un po' rasista a che tempi alghera ridere di fo il dibattito. Tra i vari pensatori che era a foreste e versam mardinchost per scrivere che c'è la U, alghera po' Rousseau, un famoso come pensatur de teorie politiche e per viga rompiti bale con la pedagogia del suo liber l'Emilio, salvo po' portateci soscec che era ben sick all'orfanotrofio. Da questa storia noterà per destirare conclusione che Rousseau è il bambo e potrei impiantare che poi il discorso fedes mia che la mia professura di pedagogia e scuole superiori a me era rovinare l'ostacolo per fare l'esilio Emilio e che gli autori di Grateful i tenta di mettere le sue stesse conclusioni anche questo gioco. Si semplifica il pensiero di Rousseau, l'uomo della natura e della sua condizione selvatica le bu perché al campo seconda i maniere e necessità della natura. La natura in sé è la sua guida di robe morali. Questo al porta ad agire per l'istinto e crea necessità che è ad oma giuste. Agì ad oma è nel quadro di leggi naturali e il di agì nella maniera morale. Le società civili, col suo insieme di regole morali e norme sociali, gli impone al vero animo di persone una struttura che la cancella o lascia messura a quella che è la vera natura di persone e che la cancella alla giusta morale che la persona laga alla sua nascita. Naturalmente la premessa morale che l'uomo al Samebu faccia da Rousseau in partenza l'è del tutto arbitraria da quanto la sua conclusione, in quanto l'uomo che il può vivere per lui e in uno stato selvatico al per mia esistì se de no come mia speculazione teorica. L'idea di Rousseau però nel corso di secoli la gavì vari periodi di fortuna e di disgrazia sino a in un step dove Galapel troa come pensiero mainstream fighe da aperitivo andella sua versione tutti i comportamenti di altre culture jebu ta se te che ta settenasen che ta capesse nigota perché ta ghetto una visione ristretta del mondo perché ta parla il dialetto. Per Janother invece la visione di Rousseau del l'on selvatico che le bu più falide visione mainstream il fa da presupposto morale a quel che è relazione tra i vari fasci che vede il continente e gli abitanti dell'isola. I vari fasci del colonizzatori andel su insieme rappresenta lo stereotipo di quel che è l'Occidente euro-nord America, che è una fascia che ha una religione monoteistica universale, una fascia incentrata sul ben prima di ogni lavoro della scienza, che è poi una fascia commerciale faccia di tante città-stato a guida dei novi e è impegnata in giochi politici, intrighi e con una sita smisurata per il potere. A queste tre fasce principali la s'affianca poi una fascia di esploratore che è mia un archetipo preciso
ma l'è caratterizzata per i suoi segreti e per le sue tecnologie e per essere una fascia che è marginalizzata. E dopo che poi una gilda di guardie che fa come guardie ed i militaristi tentano il colpo di stato. Gli abitanti dell'isola invece i presentati come persone che vivono in armonia con la natura o il territorio e che gli è vittima di soprusi dei colonizzatori, ma l'è proprio in sé? Assolutamente no. Tutti gli indigeni gli faranno notare che noter ansia noter lur di lur e quindi noter anche per mia capì e questo con un atteggiamento tipo cetorletti in piena pubertà e questo nonostante al sabe la nostra l'unica fascia che è neutrale in tutti i beghi tra colonizzatori e locali, ma poco ai ritorsi di colonizzatori. Primo fondamentalmente che il desisti. Secondo, la fascia teocratica la cerca di convertire gli indigeni, però nel gameplay, a parte il bruciare quel che è il guardiano dell'isola in stile Inquisizione spagnola, Guesnigota che sa più di missionari che si comporta tipo di testimoni di Geova che sa me fo di campi a convertire la set e che riceve la versione locale del citofono teccato in faccia. Terzo motivo è la fascia scientifica che lei è in guerra con i nativi, nessuno sa il perché o sa il per come. Se de no che salta mia fo la versione locale del dottor Mengele che fa esperimenti segreti sui nativi, di cui però sino a quel momento non si sa ni gota, o il tipo al poi processata e bale varie. Per cui, a parte questo motivo che però l'è legata a Doma a scelte da un unico individuo, sa capire mia o il perché del rancore dell'incomprensione che regna soprattutto tra la fascia scientifica e i nativi. E poi perché per tutto il gioco gli sviluppatori cercano di far passare i colonizzatori come un elemento di disturbo in una società armoniosa, mentre invece se vai a quelle che è i missioni secondarie, anvecchi i nativi tra matrimoni combinati, guerre e lotte dei poteri, i capoluri sono magagne. Gli sviluppatori quindi cercano di dovrare i concetti da russo per fare critica sociale, su che secondo loro è i colpe dell'Occidente, ed è mia che queste colpe gli stereotipate in sé come presunte virtù di popolazione che dovrei svesnete di colpe di colonizzatori, ma che i fa mia una bella figura morale. I temi che gli sviluppatori vogliono trattare come quel del vivere in armonia tra principi e culture diverse, al vemiafobie, se come il rapporto più bilanciato tra Olda e Liga con la Terra al vemiafo del tot durante la narrazione, se de no in un di finali multipli. Ether, gli giocata Gridfall e gli nota Potter queste robe, oppure gli provata da un'altra interpretazione. Fin sei cosa ne pensife, ma raccomando, parlo sempre la nostra bella lingua lombarda.